Piccoli alla carica per l'avvio degli asili nido. Un centinaio di bimbi 0-3 anni all'opera nelle due strutture comunali di Fiera e Monigo, tornati a pieno regime dopo l'estate, vissuta come prova generale per l'avvio dell'anno, grazie all'esperienza dei centri estivi. Si riparte, stessi spazi ma nuove regole, dagli ingressi evidenziati da corsie in entrata e in uscita. Termometro alla mano, sia a bimbi che a genitori viene misurata la temperatura, si aspetta il turno rigorosamente sul bollino che contrassegna l'ALT a terra. Poi si entra, il secondo step è togliere le scarpe ai bimbi che all'ingresso vengono accolti, manine igienizzate e via si corre a giocare. Mamma e papà salutano da fuori. Dall'ingresso contingentato col distanziamento i genitori sono tenuti all'esterno della struttura, all'interno può entrare solo il personale e i bambini. All'adozione del disinfettante ovviamente il personale ha tutti i dispositivi. Essendo bambini dai 0 ai 3 anni loro ovviamente non sono tenuti all'utilizzo della mascherina e dei vari dispositivi di protezione. Adeguamenti che vanno dal personale in più all'acquisto di dispositivi di sicurezza, igienizzante e ore supplementari per le pulizie, quantificabili in 10.000 euro in più al mese a carico dell'amministrazione. Regole semplici che sia genitori sia educatori hanno ormai recepito nei mesi estivi, grazie anche ai corsi ad hoc dell'ULSS. Una nuova strana esperienza, ma entusiasmo e voglia di ricominciare prevalgono. È un'esperienza nuova per tutti, da questo punto di vista devo dire che le famiglie sono state molto disponibili e serene anche, e nonostante ovviamente quando ci si lancia in una nuova esperienza ci possono essere diciamo, delle perplessità o dei dubbi, e siamo qui comunque a disposizione, quindi loro sanno che possono interfacciarsi con noi in qualsiasi momento e c'è entusiasmo comunque per la ripartenza.